Bentornate! Benvenute in un nuovo video di Amazing Multi Makeup. Novità nel canale, non ero sparita, mi sono semplicemente trasferita, sono convivente adesso, giusto per farvi un po' i cavoli miei, ma comunque adesso sto meditando di fare cambiamenti al canale perché prima avevo molto più tempo e adesso ho anche molte più cose da fare. Quindi sto pensando di rimpostare il canale perché alla fine nella vita bisogna cercare il compromesso e scegliere di non editare più video piuttosto che ridimensionare un attimo l'editing. Preferisco rinunciare a video super mega editati piuttosto che non farne affatto. Quindi non so la frequenza dei video come sarà. Nel frattempo mi spatacchio le cose in faccia e non so neanche se questo video che luce avrà, comunque sappiate che ve lo beccate lo stesso, quindi mi vedrete lo stesso. Yeah. Io ho steso sul viso questa Skin Glow di Kiko, vecchissima, però sa ancora da buono, quindi io la metto. E ultimamente sto andando di Face Infinity di MAC, se magari, di Max Factor. E la mia colorazione è la Golden 75, che non c'ha niente di golden, però io intanto lo metto perché sto cominciando ad avere delle giornate veramente veramente frenetiche dove devo avere un trucco di base molto buono dalla mattina in modo tale che alla sera riesco a fare un ritocco veloce, aggiungere due cavolate e metto proprio due pompettatine piccolissime, io spero che si veda comunque. E questo è il fondotinta. Insomma, cambiamenti nel canale, poi non so se con l'aiuto del mio ragazzo riuscirò a caricare dei video outfit perché dovete sapere che la sottoscritta dall'anno scorso a questa parte ha fatto un piano alimentare con una dietologa e quindi praticamente sono dimagrita. Io spero che anche in video si veda un pochino, però vabbè, lascia il tempo che trova, quindi magari anche mi sento, tra virgolette, più sicura a mostrarvi qualche outfit. Pausa naso, peggio di prima. Appunto qualche outfit. Ho trovato una gonna carinissima, sì, magari se nel frattempo vado avanti invece di un'ora a mettermi fondotinta. Ho trovato una gonna carinissima, come vanno di moda quest'anno, tipo sulla falsa riga. Sì, stanno facendo lavori sopra, quindi se sentite rumori è per quello. Ehm, e una gonna carinissima nello stile che va quest'anno, quindi un po' vagamente anni 50. Ho visto, cioè, quella gonna per me ha una storia perché dovete sapere che quando ero molto piccola una mia cugina mi ha passato una gonna e io già all'epoca non ero proprio una silfide. Nel frattempo metto una base ombretto perché stamattina ho voglia di smoky. Insomma, non ero una silfide e quindi per tanto così di stoffa non mi andava, non mi si chiudeva il bottone, cioè proprio mancava la stoffa. E, cioè, non ero io che ero grande, cioè che ero grossa, perché all'epoca ero una bambina che comunque pesavo 10 kg in più degli altri, però avevo anche 10 cm più degli altri, quindi magari dovevo fare un confronto di quello. Però mi sono sempre vista un po' sul paffuto. Questo è la base, la stendo col dito e la uniformo un attimo e poi prendo una roba veloce
prendo dalla Iconic Pro 1, che è praticamente la dupe della Lorac 1, un colore che mi sconquiffera bene. Ve la devo recensire perché questa merita, cioè veramente. Allora intanto comincio con un marrone e vado nella piega, giusto per... Insomma, questa gonna non mi andava, quindi quando quest'anno finalmente ho rivisto questo trend di gonna, questi outfit molto bon ton, con queste camicette, con queste cose così, cioè ragazzi, io ho fatto gli occhi a cuore e occhi a cuore a nastro e quindi niente, ho sfumato, vedete che cioè io ho messo veramente un goccio di roba e mi ha già fatto la sfumatura, cioè è fantastica questa palette. Io ovviamente non ho provato la Lorac 1 perché avevo la possibilità di farmela mandare dall'America tramite amicizie, però ho deciso che, cioè, ragazzi, questa costa 10 euro, meno di 10 euro, quindi capite che nella mia situazione è meglio, ma penso un po' alla situazione di tutti. Quindi prendo il secondo colore, perché via è cieco, il secondo colore della palette e vado a ehm, dare un tocco di luce e lo porto anche nell'angolo interno, perché questo è un bellissimo illuminante opaco. Guarda se fa la patacca lo sistema così con le mani e poi semplicemente con il dito, perché con il dito no, matti, magari con un pennellino, ecco, con un pennellino, che questo praticamente, lo vedete, è un catorcio di pennello, è un pennello che io ho riadattato da una palette di Elf, cioè mi dispiaceva buttarlo via perché era piccolino, era fatto veramente carino, così, quindi ho preso un pennello vecchio della fila, quelli per le tempere, che era da buttare, e l'ho rotto e l'ho riassemblato. Cioè, tipo, sarà 4 anni che ce l'ho così. E prendo questo colore che nella palette dovrebbe chiamarsi Too Grey ed è il quartultimo. Non vi devo ancora abituare a sta cosa. Comunque, questo qua. Sì, è mattina, però io sto facendo uno smoky perché stamattina va così. Di solito faccio i trucchi chiari. È stupendo questo colore. Cioè, questa è una palette secondo me veramente, veramente versatile. Diciamo che come scrivente di... è un filino polverosa, però è stupenda. Quindi, perfetto. Bene, allora, siccome io sono una bambina monella, prendo un altro pennellino di questo qua, che questo come lo sono fatta io, e li trovavo all'Obi. Sono i pennellini delle Belle Arti. Questo era fatto dritto no, a scalpello, era fatto a quadrato praticamente. Era questo però, un capello, era questo, era così, però più piccolo. Io invece ho tagliato le setole così riesco ad andare a fare i lavori di precisione sotto, perché io non sto mai ferma. E riprendo il Too Grey e vado proprio a tamponare sotto, ma proprio poco, e poi lo porto. Basta veramente un tocco e poi porto avanti il colore. Per contornare l'occhio, ecco qua. Magari cercate di non mettervi l'ombretto dentro l'occhio perché sarebbe meglio, ecco. Boh, dalla palette questa non mi serve più altro. Vado a prendere una matita perché sono un po' in una posizione strana, nel senso che no, non voglio questa, manco questa, cioè Tresoria, Chinatown. Ma quante matite ho? Allora,
rumori di sottofondo a non finire. Vabbè, prendo questa perché mi va, ecco, e comunque ci dà un tocco di colore. Questa è una matita waterproof gel eyeliner della Essence, che l'ho comprata e l'ho praticamente dissacrata, cioè vedete com'è il pennellino, cioè la punta. Io ero convinta che fossero di quelle plastiche che si temperano e poi dietro giro e si gira. Ah, ho detto vabbè, a posto. E metto la matita, questa ha un colore spettacolare ed è perché io sono una testona e quando mi fisso su un prodotto vado sempre con quello, perché tipo io mi trovo benissimo con le long lasting della Essence, cioè sono le mie matite super da sempre. Nel frattempo mi do una piegata alle ciglia perché stamattina necessitano. Non ho ancora messo il correttore, ma bene, perché devo correggere dopo aver fatto lo smokey eye. Non si può mettere il correttore prima di aver finito lo smokey. Insomma, stavo dicendo. Ma se questa qua colorata, ed è di questa linea qui, è così performante, sarei curiosa di provare la nera. Solo che di queste qua ne ho tipo 250 milioni, sto andando a cercare del correttore. E, e uso questo della Kiko, il Natural Concealer, perché l'altro lo devo spremere e ci metto troppo tempo, invece questo è carino. E con il dito, assicurandomi che sia pulito e non da ombretti, vado a tamponare il colore. Ovviamente buttateci l'occhio prima di mettere il correttore se avete una polvere, se vi è caduto qualcosa, perché se no andate a impastricciare tutto col correttore, non mi sembra proprio il caso. Ecco. Bene, allora io non voglio fare uno smokey troppo pesante. Se fosse la sera andrei a mettere una matita nella rima superiore interna, praticamente in questa che non si vede per dentro. Sto ultimando questo mascara, però ho ricomprato il mio amore di sempre, che è questo qua rosa. E lo devo finire, questo ormai ce l'ho aperto finché... Che una volta mi piaceva un sacco, ma non so, forse le mie ciglia sono cambiate o ho beccato il tubetto sbagliato, non lo so. E fu così che si cecchinò un occhio. Ah, e anche i grandi sbagliano. Mi sono trasferita il mascara sotto perché ho sbattuto troppo velocemente l'occhio. Ci prego, ai, ai. E, e questo sono i promemoria che mi metto perché non passi troppo tempo tra una cosa e l'altra, perché sennò dopo mi perdo. Però adesso vado a spegnerlo perché è fastidiosissimo. I'm come back. Cosa sto facendo? Ah sì, stavo mettendo il mascara. Ok, bene. Fatto questo, ricontrollo il paciucco che ho fatto prima col mascara, quindi se mi serve un micro bacino di correttore vado a metterlo. Giusto perché non si intraveda. Cerco di non sbattere troppo gli occhi perché sennò mi farei un disastro. Stamattina la parola d'ordine è disastro. Poi vado a riempire le sopracciglia con questa matita, me l'avete già vista usare diverse volte, ed è della eh, Madonna, come si chiama sta marca? New York Color. Mi veniva a dire YMCA, vabbè basta.
e vado a riempire. E questa l'ho ricomprata anche questa perché cioè costa un putiferio, 1,60 euro. E diciamo che è tipo è un, è un top. Quindi per quello che ci devo fare io le sopracciglia va più che bene. Va più che bene. Bene. Fatto questo, fissiamo tutto con la cipria e io sono sempre fedele alla mia bottega verde che c'ha il buco, vedete? C'è proprio la, la sto adorando questa cipria e vado a insistere qua dove il correttore. Perfetto. Come hard, come blush, vado a mettere un rimasuglio che ieri ho aperto, ho dosato e ho questo di Neve Cosmetics che è Swimming in London, che è un blush bello sorrosino, però se voi avete dei blush che spingono abbastanza, tipo così, minerali e non volete buttarlo via perché comunque l'avete pagato, prendete il vostro pennello da cipria, sì, da blush, scusatemi, gli date una bella spolverata di cipria e poi andate a fare il lavoro di dentro il tappo così. Così la cipria si amalgamerà al blush, voi non lo buttate via, però non sarà così forte e quindi speriamo di non fare una pataccata e andate a fare un po'. Così non lo buttate perché insomma, a parte che questo è un sample, cioè io ho comprato la jar grande, però questo è un sample e i blush minerali sono stra scriventi, quindi cioè per esempio ho messo troppa cipria, quindi cioè manco si vede, quindi adesso andrò a rifare lo stesso lavoro di ieri dove per metterne un goccio ne metterò un quintale. Dai blush sul collabora. Partiamo un poco, che è meglio. Bene. E, questo pennellino per esempio che ho trovato dai cinesi è fantastico perché è perfetto per le jar, quelle da 30 grammi, queste qua medie con il sifter che si chiude, perché vedete ci sta dentro perfetto, tu ruoti e non devi stare là a smazzarti perché il pennello è troppo grande, troppo piccolo, non ci sta, polvere dappertutto. Questo pennello lo adoro, infatti mi sa che andrò a prenderne un altro, ma forse è meglio di no. Ok, opzione labbra, giusto per finire il tutto, se trovassi quella cosa che volevo farvi vedere, sarebbe una brutta idea. Eccola qua. Sempre una matita retraibile, quindi io mi sono illuminata, di questo bel colore che però le scrittine tendono a cancellarsi. Ed è sempre della Y New York Color, e Y, mi viene Y, non so perché. Ed è Naughty Girl, Naughty Nude. Naughty Girl era una canzone di Beyoncé, che non c'entra una mazza, ma comunque mi metto un rossettino che non ha consistenza, è solo per fare il lucido. Cioè, io metto questa perché voglio farvela vedere, però potete mettere benissimo un gloss. E questo è il mio trucco mattiniero. Cioè, secondo me io ci metterei 10 minuti a farlo, solo che chiacchierando perdo un po' più tempo.
però diciamo che è un tempo che guadagno perché comunque parlo per voi comunque. Va bene, questo è il quanto, io vi saluto, non so il prossimo video cosa sarà, chiacchiere, stavo pensando anche di rispondere a un tag giusto per farmi conoscere un po' di più anche me come persona, insomma, ecco, adesso vediamo. Comunque vi mando un grosso saluto, mi metto gli occhiali perché non ci vedo e vi regalerò riflessi a non finire e niente, vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!